Salve a tutti, sono ancora io, semplicemente Windows, nuovo video che faccio. Oggi vi farò vedere come scaricare Call of Duty Modern Warfare 3. Allora, già vi dico che i link utili saranno Demon Tools Lite, la versione gratuita va anche bene. Poi il torrent, che però non mi ricordo bene il link, perciò ve lo lascerò in descrizione, e se farò un altro video per vedere come si scarica, ma è semplicissimo. Comunque aspettiamo. Qua andiamo sul sito ufficiale di Demon Tools, che vi lascerò in descrizione come sempre, e devono schiacciare sulla striscia, sulla scritta piccola e rossa download. Ok, ora partirà il download. Il computer mio è lento con la connessione. Ok, io annullo perché già ce l'ho. Chiudiamo e apriamo. Questa volta farò vedere tutti in live, metterò le canzoni sotto alcuni punti, perciò sarà per il migliore montaggio. Speriamo che mi riesca bene, perché il microfono del computer è rotto e sto registrando con gli auricolari, le in-ear dell'S3, perché quelli dell'iPhone più o meno si è rotto. Ok, comunque qua dobbiamo aspettare, vorrà altri 10 secondi come minimo, no, come massimo volevo dire. Qua dobbiamo fare la lingua, io scelgo l'italiano, penso pure voi e fate avanti. Poi qua licenza gratuita, qua tolgo dall'avvio, nel menu dall'avvio, che non mi interessa. Poi i gadget a me sono tolti perché io li ho tolti per velocità del computer. Là avanti, qua dobbiamo accettare il contratto. Poi questo io lo tolgo, almeno a me non mi serve. Qua avanti, e qua ci sarà un montaggio. Ok, ha finito. Comunque lì non era un montaggio, era per dire una traccia audio che ho messo, per fortuna senza copyright, data da YouTube, inviata a me da YouTube. Comunque apriamo e si troverà un'immagine, un file di requisiti e due immagini ISO, CD1 e CD2. Comunque dobbiamo fare sì. Ok, Demon Tools sta aprendo le periferiche virtuali. Ora dobbiamo aggiungere, la possiamo aggiungere schiacciando lì dove è uscito il fumetto prima, e andiamo a trovare nella cartella download per il disco 1, il disco A. Facciamo apri ed esce l'immagine con il 3 che si fa Modern Warfare 3. Si apre sotto nelle aperture recenti. Qui sarà una canzoncina che voi non sentirete. Ecco, ci siamo dimenticati un passaggio importante, quella di aprire, di creare una cartella. Se la volete mettere nel disco C fate, ma io faccio una cartella sul desktop. Qua facciamo a nulla perché non abbiamo ancora installato il gioco. Io la chiamerò MV3, diminuti senza scrivere code MV3, scrivo direttamente. Ok, ora possiamo riaprire e provare. Ok, ora già vi dico che è stato velocizzato il 300%, perciò finito di inserire il disco 2, perciò mettiamo da sotto, lasciamo la pagina in secondo piano, chiudo questa cosa che si è creata, non so che cos'è. Ok, ora per di nuovo Demon Tools, andiamo di nuovo
dove sta per dire il disco, sì, c'è una scritta più, mettiamo il disco 2, facciamo monta l'immagine virtuale, ci darà ora 2 volte l'immagine, ok, ecco la prima, e non ci dovrà dare la seconda. Ma se vi succede solo una volta non fa niente, basta che da avanti, lì, se schiacciamo ok va avanti, qua farà un taglio, non ve lo ucciderò perché vorrà parecchio tempo, ecco, facciamo ok, qua ora andiamo nel computer periferica virtuale, apriamo la crack, ecco un attimo, periferica virtuale, crack, copiamo, io faccio il CTRL C ma voi potete fare pure copie, semplicemente copie, poi apriamo la cartella MV3, apriamo Call of Duty e copiamo, facciamo applica ai prossimi conflitti, sì, applica ai prossimi conflitti, sì, e ci ha dato il certificato e tutte le altre cose. Ok, poi lingua, aspetta, proviamo a mettere in italiano, vediamo se succede qualcosa, ma penso di no, così riesco solo a fare il video per spiegarvi Steam come funziona, così possiamo giocare online, perché se sapete usare Steam potete farlo pure voi senza aspettare il mio prossimo tutorial, altrimenti dovete aspettare. Eliminiamo la di ingrandimento che non so che serve, è la pagina internet, la chiudiamo, proviamo ad aprire MV3, vediamo se va bene. Se va bene il tutorial sarà riuscito, ma ci vedremo a un prossimo video. Sembra la conclusione, ma mancano anche 30 secondi prima di finire. Ok, sarà una canzone ma voi non lo sentirete, io faccio ok, faccio yes, no scusate, mi sono cadute le cuffie, mi sono cadute. Comunque se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi e votate. Ci vediamo a un prossimo video da semplicemente Windows.